Dunque, in Sardegna abbiamo la fortuna di avere una grande biodiversità. La Sardegna è definito quasi un continente, per cui anche lo stesso vitigno dà in zone diverse dei vini con caratteri molto diversi che sono fortemente legati a quel territorio di provenienza. Quindi sono tutta una miriade di vitigni minori che sono stati riscoperti negli ultimi anni e che sono stati reinterpretati in una forma diversa, ottenendo dei risultati eccezionali. Il Nasco è un vitigno che aveva una grandissima tradizione, è un vitigno che in qualche modo si stava andando a perdere. È stato recuperato a partire dal 2009, reinventandolo in una versione diversa, secca da pasto. Giusto per citare un numero, nel 2009, quando si è iniziati a rivalorizzare questo vitigno, esistevano in Sardegna solo 2500 litri certificati. La cosa più interessante e più bella è il poter dire che abbiamo fatto sì che i viticoltori lo reimpiantassero e oggi la maggioranza delle aziende del circondario di Cagliari producono nuovamente il Nasco, quindi possiamo tranquillamente dire che gli abbiamo dato una nuova vita e un lungo futuro.